ma crea più occasioni del Valdagno ancora che Chetto. Reggio, Tremolada e Febo, che grande parata di poi Crosara scende, tira e trova il gol dell'1-0. Il vantaggio del Valdagno con Pietro con l'Under 23, e questo è il terzo anche con la 2, e poi arriva subito il raddoppio. Il numero 9 Vallortigara, qua Tremolada, Valdagno che sbaglia tutto, c'è Vaghi solo, clamoroso errore difensivo. Reggio, poi Tessarolo che va di là con una Veronica, che palla ha dato a Tremolada, e qua il miracolo di Checchetto, non riesce a salire per un paio di controlli sbagliati. Qui Vallortigara, Velasquez e poi il gol dello 0-3. 4 gol finora in A2-1. Qua la grandissimo gol di Marco Tremolada, Lazzari che Vaghi, rovescio, finta, grande finta di Luca Vaghi, ancora Vaghi a una mano, la palla è fuori dall'altra parte. Ha giocato veramente un'ottima partita. Ora bravo Cocco a anticipare Tremolada, è un 3 contro 1 e arriva il gol con un Boldi che si sdraia troppo. Pietro Crosara trova la doppietta e infirma. Ora ha fatto tutto bene. Alla fine Refosco, la gran parata di Lorenzo Uboldi, e poi la seconda respinta e la terza. Poi qui Vaghi fa sfilare, attenzione alla giocata di qui Giovanni la traversa, lo ha dimostrato nella prima giornata di campionato. Attenzione con la palla che non esce di un... Ora Refosco con Vaghi che lo trattiene ed è un tiro diretto, nel caso in cui non avvengano altre espulsioni, perché qui bravissimo Uboldi a... Vediamo con Tessarolo il palo e la palla è lì. Forse è il migliore tra tutte e 4 le partite. Qui c'è un fallo di squadra di Crosara contro Uboldi e lo batte con la sua tripletta personale. 5-1 del Valdagno.